Ma sicuramente l'istruzione e la formazione professionale può essere una parte della risposta a questo fabbisogno. Il sistema in Veneto ogni anno mette nelle scuole 20.000 ragazzi, ne escono normalmente 6-7.000 al terzo e quarto anno ogni anno. La crisi demografica ha già iniziato, ma da questo punto di vista noi siamo il segmento che ha tenuto maggiormente e quindi potremo puntare sicuramente a confermare questi numeri in modo ambizioso e contribuire così a dare una risposta. Come mai il decremento demografico ha colpito altri settori, altre, scuole, ma non la formazione professionale secondo lei? Sì, chiaramente qui è difficile avere una risposta scientifica. Quello che noi riteniamo è che essendo il segmento di scuola che è abituato a gestire quelle intelligenze che fanno più fatica con la dimensione teorica e che invece si trovano più a suo agio su una dimensione pratica, abbiamo le difficoltà dei ragazzi con la scuola sono in questi anni in aumento e probabilmente il nostro segmento è quello che riesce a dare una risposta. Forse sarebbe il momento, viste appunto le difficoltà del mercato del lavoro, di vedere la formazione professionale non come un ripiego, non con pregiudizio, ma come uno sbocco vero sul mondo del lavoro. Sicuramente, noi abbiamo delle statistiche che ci dicono che l'80% dei nostri ragazzi, l'85 dopo il terzo anno, trova occupazione e il 90, oltre il 90 dopo il quarto anno di diploma professionale e quindi nonostante il fatto che si rivolgano a noi molto spesso ragazzi che vengono considerati con fatiche nella parte teorica, la realtà è che il successo formativo, l'inserimento occupazionale è molto alto. Inoltre siamo parte attiva in Veneto della sperimentazione 4+2 di Val di Tara e quindi con l'obiettivo di dare accesso diretto ai ragazzi che poi volessero proseguire nell'ITS e anche eventualmente col diploma di maturità. Quali sono le professionalità che escono e che sono più richieste? Le professionalità che escono coprono sostanzialmente tutte le qualifiche, c'è un accordo Stato-Regioni che disciplina 21 qualifiche professionali e le copriamo tutte. Chiaramente quelle che sono più richieste andiamo nell'ambito del metalmeccanico, dell'automotive, ma anche della ristorazione, dell'accoglienza, anche il settore benessere. La formazione professionale avrebbe bisogno di un aiuto, di un sostegno maggiore proprio in vista delle sfide, che si pongono davanti. Sicuramente noi avremo bisogno di vedere confermato l'impegno che in questi anni Regione Veneto ha dato a questo settore. La Regione sapete che la formazione professionale è di competenza regionale, Regione Veneto è tra le regioni che ha messo maggiormente risorse proprie accanto a quelle nazionali e comunitarie nel sistema. Sa la stessa Regione che nonostante questo il livello di finanziamento è ancora da rafforzare, ma c'è in atto da questo punto di vista un dialogo positivo oggi e è uno dei temi che stiamo ponendo in campagna elettorale con i nostri interlocutori. Ultima domanda, la partenza di quest'anno scolastico come sarà? La partenza di quest'anno scolastico si preannuncia positiva, c'è la novità che il diploma di formazione professionale viene finanziato con le risorse di Gold del PNRR, che è un altro modo per portare risorse al sistema e qualificare ancor più la formazione professionale iniziale.